Oggi è lunedì 30 settembre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 30 settembre 1954. Entra in servizio nella Marina Militare degli Stati Uniti lo USS Nautilus, il primo sottomarino a propulsione nucleare. Fino all'entrata in servizio del primo sommergibile nucleare sovietico, il 1 luglio 1958, il Nautilus rappresenta, in piena guerra fredda, un elemento in grado di dare un notevole vantaggio alla Marina statunitense, in virtù della lunga autonomia in immersione che la propulsione atomica gli consente, potendo quindi colpire ovunque, rimanendo in copertura per diverso tempo. La costruzione del Nautilus viene autorizzata dal Congresso degli Stati Uniti nel luglio del 1951. La sua costruzione inizia il 14 giugno 1952 nei cantieri navali della General Electric a Groton, nel Connecticut. Il sommergibile viene varato il 21 gennaio 1954. Le prove in mare danno risultati positivi e il Nautilus entra quindi in servizio, dando il suo contributo come arma deterrente nel pieno della guerra fredda fra le due superpotenze mondiali. Nel 1955 il sottomarino naviga, rimanendo sempre in immersione, da New London nel Connecticut a San Juan in Porto Rico, coprendo in 84 ore una distanza di 2170 km, a una velocità di crociera sempre superiore ai 20 nodi, pari a oltre 37 km orari. Nel 1957 il Nautilus compie il primo viaggio al di sotto della calotta polare artica ed il 3 agosto 1958 diviene il primo sottomarino ad attraversare in immersione il Polo Nord geografico. Nella primavera del 1979 il Nautilus viene ritirato dal servizio e nel 1986, per il suo valore storico nel campo della propulsione nucleare, è esposto allo US Navy Submarine Force Museum a Groton, tornando così al termine della sua carriera nella città dove è stato costruito. Nel periodo della guerra fredda e successivamente, prima l'Unione Sovietica, poi la Russia, hanno costruito dal 1958 al 1994 245 sottomarini nucleari, ovvero più di tutte le altre nazioni messe insieme. Attualmente la Russia ha 35 di questi sommergibili ancora in servizio, mentre si stima che un centinaio siano quelli ancorati in porto perché in stato di avanzato degrado. Gli Stati Uniti hanno 133 sottomarini nucleari operativi, la Francia 10, il Regno Unito 8, la Cina 5, l'India 2. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.